il Dipartimento, devo dire, ha la situazione perfettamente sotto controllo, hanno fatto immediatamente i tamponamenti di tutti i colleghi di lavoro, e questa è già una buona notizia, né fra i colleghi di lavoro né fra la clientela che ha frequentato il centro nei giorni precedenti si sono riscontrati positivi. I 3 positivi che sono risultati ieri sono per il momento della rete intrafamiliare. L'ultimo aggiornamento parlava di 5 casi totali di positività, ma lo screening su familiari, clienti e contatti è andato avanti per tutta la domenica da parte dello staff del Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 1 guidato da Sandro Cinquetti. Epicentro il negozio Eurobrico in zona Zuecca Feltre, chiuso come imposto dai protocolli dopo l'emersione della positività al virus di 2 commessi. Va detto che sia questi che i loro familiari non hanno sintomi gravi. Certo, il nuovo focolaio dimostra che il virus c'è ancora. Il tema giusto da porci, secondo me, che non è per tutti noi cittadini, dico, non è ancora il momento di abbassare la guardia, ecco. Quindi l'invito è veramente a rispettare distanziamento fisico, portarci sempre in tasca la mascherina, evitare gli assembramenti o se si vede che ci sono, evitare di fermarsi, insomma, ecco. Proprio il Feltrino è stato uno dei territori più colpiti dal virus. Lo stesso ospedale di Feltre aveva registrato criticità nel periodo più duro della pandemia, esperienza che ha permesso di agire con tempestività. Non mi ha stupito più di tanto e è nell'ordine delle cose, mi verrebbe da dire che ci possano essere ancora casi. L'importante è che quello che abbiamo passato ci sia servito per imparare perfettamente le procedure, e questo da parte dell'azienda sociosanitaria è assolutamente ormai acclarato, direi, perché la reazione è stata ipertempestiva e molto buona.